Le prossime azioni sicuramente cambieranno tono, già con i blocchi del traffico fatti in Veneto, fatti anche in Sicilia nelle ultime settimane, ieri a Milano, a Napoli, a Firenze, si stava iniziando a creare un disagio che prima invece cercavamo sempre di evitare, quindi il futuro è questo e se non arrivano risposte immediate sarà sempre peggio. Si alzano i toni tra molti commercianti e ristoratori trevigiani, la prospettiva di un aprile tra il rosso e l'arancione preannunciata dal governo è l'ennesima doccia gelata e quello di Veneto Imprese Unite è un messaggio duro di fronte a un decreto sostegno ritenuto gravemente insufficiente. Si dice che stiamo vivendo una guerra, cerchiamo di non arrivare veramente a vivere una guerra. Per Casartigiani quello di aprile sarà un altro mese senza incassi, devastante per tutti i servizi alla persona. Per il presidente Vincenzo D'Alzilio i saloni di parrucchieri in particolare sono luoghi sicuri, tenerli chiusi favorisce l'abusivismo. Di apnea parla l'Ascom con Federico Capraro che scatta una fotografia impietosa. Si passa da un quarto a un terzo di alto rischio di imprese che oggi possono chiudere dalla sera alla mattina. Per questo una nuova iniezione di liquidità è urgente, dice Capraro. Oggi abbiamo bisogno di ossigeno. L'ossigeno per le imprese sono denaro e accessi al credito. Vedo una nota positiva perlomeno dal punto di vista occupazionale, la Confartigianato con Vendemiano Sartor, l'estensione della cassa integrazione di settore per 40 settimane anziché le 28 previste mette al riparo fino a ottobre circa 6.400 lavoratori solo nella Marca e guarda già ottobre e allo sblocco dei licenziamenti Confindustria per cui bisogna fin da ora creare alternative e pensare a eventuali incentivi. Bisogna pensare ad ottobre che cosa accadrà. Quindi bisogna lavorare anche sull'occupazione e sulla tendenza a voler occupare quelle persone e sul dare degli incentivi per le occupazioni.